Anna Rosa de Rios, lettura condivisa, terzo appuntamento, il romanzo da me scritto pubblicato dalle edizioni Nor. Anna Rosa de Rios. Tutti quei frastimi di mammaie logu, quegli roccoso, quelle maledizioni brutte, alla fine già erano scese. Mamma e babbo già si erano sposati e piano piano erano vivendo a come meglio potevano. La vita era andando bene fino allora, babbo sempre lavorando in sa bottega e mamma tessendo in casa. In quel periodo molta gente ci aveva troppa paura che in continente era scoppiata la guerra e stavano chiamando a tutti i ragazzi di paese. Babbo dice che voleva andarci anche lui a combattere. Lui c'era già stato a continente quando era più ragazzo e voleva tornarci, ma prima chiamavano quelli un po' più giovani di lui. A quel tempo babbo ci aveva 26 anni, andando a 27 era. Una rutta da Isugaddu non l'aveva fatto andare alla prima guerra mio babbo, una caduta dal cavallo. Era un giorno di metà luglio del 15. Dice che stava facendo troppo caldo. Mamma era aspettandone a Giovanne, mio fratello, poteva essere di 5 mesi incinta. Quella mattina babbo era andato a cavallo a Sagussorza e zio Eugenio, che ci aveva lavoro di fare. Tornandone alla punta del caldo, dice che il cavallo era troppo nervoso, forse che c'era troppo afa, o forse le mosche lo stavano annervosando, che erano sempre girando e girando intorno a lui. Insomma, questo gaddu maledomatu o malevadato chi esserete, si era alzato nelle zampe di dietro, troppo arrennegato, e aveva perso l'equilibrio, e Nacchi gli ha dato una rutta cadendo sopra di mio babbo, che era seduto in sella. Eia c'era riuscito a fare cadere a babbo dalla sella. Mica mio babbo era cadere bravo, non è che non era pratico di cavalli, ma quel giorno, sa mala sorte, vinto l'aveva. Il cavallo, quando era caduto, si era girato a una parte e aveva schiacciato a mio babbo con tutto il peso. Babbo aveva sbattuto la testa a un ugrastu e si era dilmaggiato. Il piede sinistro gli era restato incastrato in si staffa e il cavallo, troppo spaventato quando si era rialzato, l'aveva trascinato a tiradira e poi lo aveva tutto gattigato a babbo mio. Passato sopra con gli zoccoli gli era e gli aveva troncato la gamba sinistra. Tutti gli ossi rotti ci aveva. E in tempo le dando non è che le cure erano molte. Verso l'inverno del 1916 dice che gli era arrivato il precetto per andare anche lui alla guerra, ma siccome si era venuto zoppo, non l'avevano voluto più. Lui si sentiva troppo in colpa vedendo tutti gli amici suoi e fedalese partendo, e poi avevano chiamato anche i ragazzini piccoli di 17, pure di 16 anni, e lui invece si era restato in paese. Dopo l'incidente successo a babbo, quando si era un po' rimesso in salute e dopo che era nato Giovanni frate meu, mia mamma aveva deciso che voleva provare a trattare di nuovo con mamma Ielugu. Aveva tessuto per nonna una fauna di lino e cotone, un copriletto grande tutto infine l'aveva lavorato, dove c'erano in risalto so spaones e so scherboso. Dice che ci aveva lavorato per molti mesi e alla fine ne era uscita troppo bene. Mamma sperava di ammodigare un po' su coro di nonna con quel regalo e aveva chiesto a zio Eugenio, che abitava ancora a Turre insieme a mamma Ielogo e a zio Portolu, l'altro fratello di mamma, di chiederla se la poteva ricevere. Il fratello di mamma una volta gliel'aveva chiesto a nonna e lei non aveva risposto nulla. Già, senza dare risposta, voleva dire che dentro di lei già voleva tornarla a vedere alla figlia. Passano ancora giorni e zio Eugenio glielo torna a chiedere. Ma Peppina di a che rebennere in oghe a bo salutare, quando di a poter passare. Erano già passati quasi 2 anni da quando non si parlava più con la figlia. Mamma Ielogu dice che era facendo cosa e aveva continuato a fare, senza girarsi neppure. Dice che aveva detto: si proprio non de pote fa che rammanco chienze de domenica salbattoro, ma issa e via. Istranzoso chi non de atta da domo, che non de che il zoidere, che oco a issa e a sosatteroso, si mindatti di
gente anzena. E mamma era andata a Turre, con la fauna piegata bene bene, avvolta in una tela bianca di cotone. Se l'aveva messa dentro la tasca di dietro della bisaccia e davanti c'aveva seduta Giovanni, mio fratello, che era già un po' grandetto. Ma mamma Ielogu non l'aveva mai visto ancora. Mamma, per non farle dispetto, era passata alla parte della corte di dietro, dalla porta della campagna dove passavano i servi, che sapeva che tanto dal vicinato di Turre erano sempre pronti a chi scuzzare e a sapere a chi ne entrava e a chi ne usciva. È entrata che n'era nella corte, era andata dritta dritta alla porta della cucina e aveva bussato. Aveva aperto tia Antonianzala, che era facendo cosa insieme all'altra serva, tia Maria Ausilia. Quando ne l'avevano vista mia mamma, tutta se l'avevano abbracciata, piangendo. Fizza mille, dicevano, e una l'abbracciava e l'altra la toccava la testa. E poi tia Maria Ausilia aveva visto Gianneddo, l'avevano uscito dalla bertola, e una chi se lei ha sezzi d'incoa e lei ha cantato. In questo tempos in paese ne era uscito un gruppo di uomini che facevano cose brutte. A foral dessa legge facevano le cose. Erano ladroni che rubavano bestiame nei paesi, all'Accanal de Noisi e molte volte pure a Marghisei rubavano. Tutti lo sapevano in paese, chi sugappo desso ladrone se vidi Pedro Solinasa, che risultava di essere genero di Maria Antonia Chessa. Questa Maria Antonia era stata tutta la vita mescolata in mezzo di cose losche, sempre rubando e coprendo le vergogne che faceva tutta la famiglia sua. Era magra, solo osso soggiughiada, e non ci aveva più neanche una dente in bucca. Sempre vestita di nero era, che morti di piangerne gliene aveva avuto molti, uno dietro all'altro. Pedro Solinas e questi ladroni, seguendone a lui, rubavano bestiame de cada calidade, pecore rubavano, gioghi di buoi, cavalli, porcos e mucche, asini si rubavano. Tutto quello che gli capitava a tiro se ne lo rubavano. D'ogni santa die qualcheduno a noi andava ai carabinieri a denunciare a quando gli avevano rubato 50 pecore, a chi gli avevano rubato 2 buoi, a chi gli avevano rubato 10 maiali. I carabinieri reali stagliano sempre girando essa scampagnas, a cavallo giravano, che in tempi di allora già giravano molto davvero. Erano costretti a fare dei continui controlli negli ovili e nelle campagne, a cercare di frenare questo abigeato che era troppo di abberu. Un disastro era diventato a vivere a Marghisei. Non era bastata la guerra a farne danni e adesso si mettevano pure i ladroni. Il brigadiere di Marghisei, Corriasa, ne era troppo stanco di come erano andando le cose in paese. Tutti già lo sapevano che a fare i furti erano quelli dei Chessa, ma nessuno mai era riuscito a prenderli in sopra il soro. Questi, anche se erano troppo controllati, sempre riuscivano a sfuggire con qualche scusa. Fini troppo sospettados in questa famiglia, ma sempre che siano pulidos. Una notte dice che i Chessa si erano riuniti in un uguile di loro, a un possedimento in montagna, alla parte dove nasce il sole, che la zona la chiamano Pedralada. Tutta la congregazione su completo bevigu su notte. Issa, sa matriarca Maria Antonia Chessa, dice che era seduta a gambe larghe, con i piedi appoggiati sopra delle pietre sul foghile. Poi alla parte destra c'aveva il figlio maschio, Billia, seduta sopra di un banchitto. Al lato di lui c'aveva il genero suo preferito, a Pedro Solinasa c'aveva, che era sposato all'Elene Chessa. E poi all'altra parte era seduto quell'altro genero, Matteo Murru, che si aveva sposato la figlia più piccola di Maria Antonia, Tetta. C'era pure questo mesuvelto di cugino di loro, Giuseppe Mannu, e poi tutte e due le figlie c'erano, e un altro paio di bucallottos di Marghisei, parenti loro di lontano, che ne li seguivano nelle ruberie che facevano. Insomma, tottus erenzia Chessa, sezzi da inghiride su voghile bividi. Questi Chessa si erano veramente stufati di tutti i controlli del brigadiere che comandava le spedizioni a sorpresa nei poderi loro, e così si avevano deciso che n'era arrivato il tempo a finirla di ficcare il naso in mezzo degli affari di loro. E tanto n'era arrivata l'ora di fargli capire de Abberu che dalle cose di loro i carabinieri dovevano restarsene fuori.